Presidente Bruniera, qual è il ruolo delle cooperative nel quadro industriale e agroalimentare di oggi e quali le prospettive per il futuro? Partirei un po' da distante, partirei che quando stiamo parlando di cooperazione stiamo parlando che la cooperazione su questa provincia e poi la provincia di Belluno, da una parte con il Toniolo e dall'altra parte con Don Antonio della Lucia, sono partiti gli anni del 1870 al 1880, quando c'era miseria e povertà e quando che sostanzialmente l'industria, che più che poca l'industria che era uno sfruttamento. Oggi la cooperazione, i passi che ha fatto col seme che è stato messo, è un qualche cosa di indispensabile, sia da una parte del sociale per quanto riguarda quello che potrebbe dare, quello che sta dando il sociale nell'assistenza ai comuni, alla disabilità e alle persone che hanno delle problematiche. Dall'altra parte abbiamo la nostra cooperazione agricola, che oggi è diventata indispensabile. La domanda che mi pongo è: esisterebbe il grana padano, il parmigiano reggiano senza la cooperazione? Esisterebbe il prosecco senza la cooperazione? Allora, ringraziando quello che potrebbe essere Carpenen Malvoldi che ha lavorato su questo, ma io credo che la cooperazione e gli agricoltori e le nostre cantine sociali, nate dopo la seconda guerra mondiale, quando il prodotto lo dovevano buttare via, no? Perché quando era il momento della vendemmia nessuno lo voleva per abbattere i prezzi, abbiamo fatto le cantine sociali, abbiamo dato forza all'agricoltura. Oggi l'agricoltura è un punto cruciale e indispensabile per il nostro territorio, sta facendo girare l'economia. Oggi i numeri che possiamo parlare del mondo dell'agroalimentare sono 1 miliardo e 350 milioni, complessivamente con il sociale siamo 1 milione e 770, 1 miliardo e 8 di fatturato. Questa è la forza della cooperazione.